Eccoci, benvenute e benvenuti a questo nostro focus, lo sapete, è l'approfondimento quotidiano della nostra redazione. Oggi ci occupiamo di sclerosi multipla. Sabato è stata la giornata mondiale, si riaccende l'attenzione su una patologia che riguarda ben e coinvolge 12.000 siciliani solo appunto nella nostra regione, 137.000 a livello nazionale. Dicevo si riaccende perché si sono illuminati anche simbolicamente, ovviamente, molti edifici pubblici di rosso per attenzionare quella che è anche le novità che riguardano la cura, la ricerca, ma anche e soprattutto garantire l'accesso anche a appunto ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure dei servizi, per garantire appunto un approccio. Vedete qua le immagini che riguardano, qui siamo a Trapani, prima eravamo a Messina e un po' in tutta la Sicilia appunto c'è stata questa volontà di illuminare simbolicamente l'attenzione che non deve mancare mai, che questo pomeriggio sarà anche con noi Deborah Chillemi, che vedo già collegata e la ringrazio per essere qui con noi appunto per parlare di sclerosi multipla, perché lei è la presidente dell'associazione italiana, presidente regionale dell'associazione italiana sclerosi multipla. Grazie per essere con noi, ci racconterà tanto anche della sua esperienza personale, del suo impegno in tutti questi anni all'interno dell'associazione. Do il benvenuto anche alla dottoressa Margherita Russo, che è una neurologa e una dirigente medico del Papardo di Messina e ovviamente una specialista che si occupa appunto di questa malattia, che ricordiamo è una malattia autoimmune e che colpisce il sistema nervoso centrale, ma questo poi ce lo spiegherà meglio lei. Io mi limito soltanto a voler dare informazioni a chi ci ascolta, lo potete fare interagendo con noi al 342 7455 005. Do subito la parola a Deborah Chillemi. L'impegno dell'associazione, l'impegno personale, che è diventato forse un impegno di vita per lei in questi anni, come è cambiato e in che cosa si è arricchito? Buon pomeriggio, innanzitutto grazie per averci coinvolto in questa giornata. Come ha detto, abbiamo appena concluso la settimana nazionale della sclerosi multipla, con tutti i fari accesi di rosso, che è il colore mondiale del movimento associativo per questa patologia che è la sclerosi multipla, nonché patologie correlate. Personalmente sono entrata in associazione un anno dopo la diagnosi, nel 2000, decidendo di dare un senso a questa malattia che appunto improvvisamente all'età di 28 anni mi ha coinvolta, ecco. La realtà dell'AISM, naturalmente l'ho visto crescere tantissimo in questi 26 anni e ho visto veramente la volontà di costruire insieme alle persone con sclerosi multipla, principalmente a tutti gli stakeholder, una guida che è la nostra agenda, adesso l'agenda 2030, con le priorità che sono state disegnate proprio appunto dalle persone con sclerosi multipla e gli stakeholder. Siccome appunto notiamo che ci sono spesso delle disuguaglianze a livello territoriale, sia nell'accesso alle cure che ai servizi, poca garanzia anche di accesso a tempestivi, esami diagnostici. Allora, appunto con questa agenda e anche con il barometro che esiste ormai da 10 anni, che è la fotografia reale dello stato attuale della sclerosi multipla a livello nazionale, riusciamo a individuare in tutti i contesti sociosanitari le emergenze che ci sono in Italia. Bene, contesti sociosanitari. Margherita Russo, uno di questi è il Papardo a Messina e soprattutto ci diceva Deborah Chillemi quando si è coinvolti, perché è una malattia che arriva, coinvolge. Partiamo da quelli che possono essere i sintomi che appunto si verificano e che indicano l'esordio di questa malattia.
Sì, ha detto benissimo Deborah e mi ha colpito una frase che lei ha detto, che ha detto questi anni e il mio impegno nell'associazione mi hanno aiutato a dare un senso a questa malattia. Perché diciamo, in realtà è vero, a questa malattia bisogna dare un senso, perché quando una malattia di questo tipo ti colpisce in giovane età, spesso a 20 anni, ma anche vediamo sempre esordi più precoci, è difficile trovare un senso, è difficile capire perché una malattia comunque del sistema nervoso centrale, comunque a carattere degenerativo, ti possa colpire nel pieno, diciamo, della tue capacità, nel centro, nel fulcro della tua vita. Quali sono i disturbi? Diciamo, non è molto semplice descriverli perché i disturbi possono essere di qualunque tipo. Ce ne sono più tipici, diciamo, frequente ad esempio è l'esordio con la neurite ottica, cioè la difficoltà visiva, diciamo, la presenza di una vista annebbiata, di un deficit del campo visivo per interessamento del nervo ottico. Ma talora ci sono deficit caratterizzati, esordi caratterizzati da deficit sensitivi, da deficit motori, da problemi nel mantenimento dell'equilibrio e accanto diciamo, a questi disturbi, a questi problemi che potremmo definire eclatanti o sicuramente diciamo, visibili, esistono però tutta una serie di sintomi rappresentati dalla facile faticabilità, dai disturbi sessuali, dai disturbi della concentrazione, dell'attenzione, anche dell'umore, che rappresentano i cosiddetti sintomi invisibili della sclerosi multipla. Perché vedete, una delle caratteristiche principali di questa malattia è che noi diciamo, siamo stati abituati da retaggi un po' del tempo a identificare la sclerosi multipla come, perdonatemi la parola, una disabilità motoria, una disabilità sensoriale, cioè un qualcosa che si vede. Ma il problema è che molto spesso, non dico nel 100%, ma nella maggior parte dei casi non c'è nulla che si veda e quindi diciamo, sono dei sintomi che vanno ricercati ed approfonditi. Bene, si faceva riferimento ad un approccio integrato. Deborah Chillemi, un approccio integrato perché è una malattia, ma c'è anche un vissuto, lo diceva anche la dottoressa Russo, che coinvolge proprio psicologicamente la persona, perché l'esordio di tutte le malattie coinvolge psicologicamente, ma questa in modo particolare, secondo lei, nella sua esperienza, che cosa invece può aiutare poi concretamente chi scopre appunto di essere affetto da questa patologia? Posso dire che è fondamentale il confronto. È fondamentale potersi confrontare con persone che parlano la stessa tua lingua, perché alla fine ci rendiamo conto che, come diceva la dottoressa Russo prima, essendo principalmente invisibile, difficilmente viene capita, ma anche dalle commissioni medico-legali, perché magari vedono un paziente che appunto vuole magari accedere alla legge 104 piuttosto che all'invalidità, si presenta deambulando, non avendo dei sintomi visibilmente riconoscibili, è complicato. Quindi già se una persona ha la possibilità di confrontarsi, di appunto avvicinarsi alla nostra associazione per il disbrigo di appunto siamo sempre in posizione con il Sì, nostro sportello a livello regionale, a livello provinciale, per appunto produrre la propria istanza di accesso a questo tipo come dire, di accesso. Noi, cioè, ribadisco il discorso dell'importanza di poter avere persone con le quali uno possa confrontarsi, ecco, cioè, è Quindi, fondamentale quindi questo. fondamentale appunto il Infatti mi rendo conto confronto. proprio di questo. Sì, Sì, prego, sì, prego. sì, infatti dalla mia esperienza, siccome non è successo esattamente così nel lontano 99, ho proprio voluto fermamente dedicarmi inizialmente ai neodiagnostici, perché non si sentissero soli nel momento della diagnosi, e che è un momento appunto, come diceva lei, cioè, quando uno riceve una diagnosi
qualunque comunque è sempre un impatto abbastanza negativo. Però la sclerosi multipla è una malattia per la quale non c'è cura definitiva, cioè si sa che è una malattia dalla quale non si guarisce, tu ce l'hai, te la devi tenere. La nostra, diciamo, grande ricchezza è la ricerca che veramente in questo quarto di secolo che io sono appunto ormai in AISM, ho visto passi inesorabili della ricerca. Se prima c'erano 2 o 3 terapie, parlo del sempre 99, oggi parliamo di terapie orali che sono molto meno invadenti. Vorrei lasciare lo spazio però alla dottoressa per Sì, parlare di questo. anche perché Però, alla dottoressa, magari ora appunto continuiamo la nostra discussione con lei, però è arrivato già un messaggio da un nostro telespettatore, magari glielo giro, glielo sintetizzo. Questo telespettatore è è un malato di sclerosi e anche di una brutta invalidante rettocolite. Dice: ho fatto il trapianto del microbiota al gemelli, sono migliorato tantissimo, però mi avevano sconsigliato di fare la biologica per l'intestino in quanto non andava bene per la sclerosi multipla. Mi dite se qualcosa in merito, ci chiede, e anche mi diceva che ha problemi per la concentrazione. Ma guardi, in realtà questo è potremmo dire, un nuovo campo, è una novità legata all'aumento della disponibilità dell'offerta terapeutica, perché in realtà io anche tratto parecchi pazienti che hanno una comorbidità, perché diciamo, non dimentichiamo che la sclerosi multipla è innanzitutto una malattia disimmune del sistema immunitario e che le malattie del sistema immunitario spesso si muovono, diciamo, le troviamo accoppiate, quindi possiamo avere appunto un Crohn, così come una rettocolite associata anche a una sclerosi multipla, ma il diabete, i problemi tiroidei e diciamo il futuro delle nostre discussioni che io già inizio a fare con i miei colleghi gastroenterologi, con i colleghi reumatologi e anche dermatologi è l'utilizzo di terapie diciamo accoppiate, cioè noi ora utilizziamo biologici, diciamo anzi addirittura a volte 2 biologici per patologie differenti, quindi io mi permetto di consigliare alla persona che ci scrive di sentire insieme il suo neurologo e il suo gastroenterologo, perché sono sicura che si potrà trovare la soluzione nell'utilizzare un biologico insieme o addirittura anche nella possibilità di utilizzarne 2 contemporaneamente, perché come diceva Deborah, diciamo, i passi da gigante sono stati fatti nella ricerca in questa malattia. Io credo che sia la malattia in cui c'è più fermento. Ricordo che quando ho iniziato avevamo veramente 1/2 farmaci a disposizione, ora veramente abbiamo una vasta gamma, tantissimi farmaci, tante alternative e andiamo verso una personalizzazione della terapia. Cosa si intende per personalizzazione della terapia? Si intende ad esempio che, come nel caso della persona che ci ha scritto, noi dobbiamo cucire addosso al nostro paziente, alla sua patologia di base, ma anche alle sue comorbidità, la giusta terapia. E ancora di più in questo caso dobbiamo agire in equipe, cioè non si può pensare più di trattare la sclerosi multipla da soli noi neurologi, è impossibile, dobbiamo lavorare in multidisciplinarietà insieme, in questo caso ad esempio al gastroenterologo, in altri casi sarà al reumatologo, al diabetologo, diciamo, dobbiamo imparare ad essere coinvolti tutti quanti nella gestione del nostro paziente. Certo, quindi un intervento multidisciplinare, proprio perché così può essere anche più efficace rispetto appunto alla patologia. Deborah Chillemi, invece è arrivata un'altra segnalazione che forse può riguardare più lei. La nostra telespettatrice dice sono ovviamente affetta da sclerosi multipla, però non siamo noi molto tutelati. Ho prenotato la risonanza magnetica e mi hanno prenotato per il 27 gennaio del 2023.
2027. E se era a pagamento ovviamente sempre, ma questa diciamo è una questione annosa della nostra sanità. Ma dice poi ho fatto domanda per la 104, è una piccola pensione, mi hanno detto che non è necessario perché cammino con le mie gambe, anche se dice ho molta difficoltà e mi stanco facilmente e insomma anzi la nostra telespettatrice sconsolata dice siamo carne da macello. Insomma, lei nella sua associazione penso che tanti casi le saranno stati sottoposti di questo tipo o comunque di questo tenore, anche perché la sanità siciliana sappiamo in quali condizioni è, a maggior ragione dal punto di vista diagnostico, quanto sia importante invece avere una diagnosi precoce per qualsiasi patologia, credo. Assolutamente concordo. Mi dispiace molto per le difficoltà che sta incontrando questa signora, che invito a mettersi in contatto con la sezione AISM più vicino al suo luogo di residenza, perché noi appunto, come anticipavo prima, abbiamo uno sportello a livello regionale e comunque in tutte le province per poter appunto recepire le istanze delle persone e portarle avanti. E come dicevo anche prima, cioè, essendo non per forza appunto visibile, la risposta che le è stata data è la risposta che purtroppo spesso le persone con STEM ricevono. Nonostante, posso dire che già da diversi anni c'è una comunicazione scientifica fra INS e AISM, proprio in virtù della volontà e della necessità che ci sia una figura, cioè che ci sia un neurologo all'interno della commissione. Quindi ribadisco l'importanza a questo punto veramente di mettersi in contatto con noi affinché possiamo seguirla passo per passo e che non si senta carne da macello da sola. E per quanto concerne invece questa data di gennaio 2027, concordo che è vergognoso e lì fa parte del famoso PDTI, il percorso diagnostico assistenziale, che non tutti i centri ancora sono operativi da questo punto di vista, perché dovrebbero, diciamo, essere il PDTA, appunto, no? Cioè dovrebbero autonomamente, cioè, dove la persona è in cura, prenotare, perché tu rientri, sei preso in cura, quindi devi rientrare appunto nella presa in cura del tuo centro e siccome lo sappiamo che la risonanza magnetica è il termometro della malattia, quella va fatta annualmente, non si scappa. Quindi non può essere che una persona non abbia diritto alla sua risonanza annuale. Poi lo dirà meglio la dottoressa Russo anche, dipende anche dalla terapia che uno fa, perché ci sono terapie dove la risonanza deve essere avuta trimestralmente, quadrimestralmente, eccetera. La fermo un attimo, mi scusi perché c'è qualche difficoltà, un poco di linea, magari parlo con la dottoressa Russo, veda un po' di perfezionare, comunque perché è arrivato un altro messaggio, glielo voglio girare dottoressa, dice salve, sono una ragazza di 33 anni, affetta appunto da sclerosi, scoperta 4 anni fa e sono mamma di 2 figli, il piccolo è nato l'anno scorso, dopo il parto mi si è creata una brutta ernia dorsale. Ma non so se con il mio problema posso fare l'intervento, come devo intervenire, chiedo appunto alla dottoressa cosa fare in questo caso. E allora, guardi, noi proprio recentemente ho affrontato questo argomento con un mio paziente, diciamo che non ci sono problemi. Se la paziente ha un'ernia dorsale che è stata chiaramente evidenziata da una risonanza e valutata da un neurochirurgo che ha ritenuto opportuno, che ritiene opportuno proporre un intervento chirurgico, non ci sono problemi o controindicazioni legate alla malattia, perché anzi
anzi ci sono in questo caso semplicemente solo benefici da poter avere, perché agli disturbi provenienti dalla malattia in tal caso potrebbero associarsi disturbi legati alla compressione dipendente dall'ernia. Quindi anche qui io consiglio a questa ragazza di rivolgersi a un neurochirurgo che abbia la possibilità di parlare con il suo neurologo, perché a me nello specifico è capitato che il neurochirurgo avesse qualche perplessità nell'intervenire sul mio paziente, dicendo chiaramente: ma tu hai già dei disturbi, come facciamo a sapere che diciamo, queste novità che tu hai dipendono dall'ernia? Diciamo, in realtà la certezza assoluta non è facile chiaramente, ma come diciamo, non è facile mai in medicina ottenerla, però dalle immagini è possibile vedere se l'ernia è realmente chirurgica. Diciamo, per esempio nel caso del mio paziente, lui è stato operato e ha risolto perlomeno i dolori a carico della zona lombare ed in parte anche i formicoli e la difficoltà soprattutto nell'arto destro. Quindi io consiglio a questa ragazza, se il neurochirurgo ravvede la necessità dell'intervento, di operarsi senza, diciamo, remore. Certo, ma a proposito dell'iter invece diagnostico, io le chiedo, abbiamo sentito la nostra telespettatrice diceva la risonanza che appunto veniva posticipata, comunque insomma era necessaria. Quali sono invece i passaggi per appunto poi arrivare a una diagnosi certa per la malattia? Certo, beh, innanzitutto il primo passaggio, comunque non sostituibile, diciamo, dalla tecnologia moderna, è l'anamnesi, cioè la discussione con il paziente, il primo approccio e quindi la valutazione dei sintomi e dell'esordio dell'eventuale malattia demilinizzante. Poi abbiamo quindi l'esame neurologico, che già in alcuni casi ci può dare degli indizi, perché l'esame neurologico può mostrarsi già qualcosa di patologico nei pazienti affetti da tale patologia. Poi passiamo a tutta una serie di esami strumentali. Tra gli esami strumentali troviamo i potenziali evocati, in particolare i potenziali evocati visivi, acustici, somatosensoriali e motori, che ci permettono di valutare in maniera non invasiva l'integrità delle vie visive, delle vie acustiche e rispettivamente delle vie somatomotorie. Poi passiamo sempre diciamo attraverso esami un attimino più invasivi alla risonanza, e in particolar modo nella fase della diagnosi la risonanza è normalmente e solitamente fatta per i tratti encefalo, midollo, cervico, dorsale e viene normalmente effettuata con il mezzo di contrasto. E poi faremo degli esami un po' più invasivi, cioè qualora se ne ravvisi la necessità e ancora, diciamo, gli elementi in nostro possesso non ci consentano di fare diagnosi secondo i nuovi criteri, possiamo decidere di approfondire con un esame un po' più invasivo, che è la puntura lombare, per lo studio del liquor cefalorachidiano, dove cercheremo non solo le bande, cioè la sintesi intratecale di anticorpi, ma anche un altro parametro che è rappresentato dalle catene K. Benissimo. E a questo punto metteremo insieme tutti i pezzi del nostro puzzle e formuleremo la diagnosi, e ovviamente diciamo, effettuando anche degli esami diciamo, di confronto. Faremo anche degli esami dell'autoimmunità, cioè tutto lo screening autoanticorpale, ma anche uno screening infettivologico, virologico in particolare, perché come sappiamo ci sono tante patologie che entrano in diagnosi differenziale con la nostra sclerosi multipla, e chiaramente quando noi andiamo a dire, diciamo, a comunicare una diagnosi di questo tipo, dobbiamo essere certi, diciamo, di ciò che stiamo chiaramente dicendo. Benissimo, noi ci fermiamo, brevissimo stacco e ritorniamo di nuovo in studio con altre domande e cercheremo di approfondire ancora di più. Eccoci, ci stiamo occupando oggi di sclerosi multipla. Deborah Chillemi, che è il presidente regionale dell'AISM, le chiedo quanti sono i centri in Sicilia che si occupano di SM.
Sono ben 14 centri in Sicilia, Come in tutte le funzionano? province. Voi interagite sicuramente quotidianamente, insomma avete il polso della situazione. Come in... Assolutamente sì, cioè abbiamo praticamente il collegamento costante con un nostro responsabile operativo che gira macina a chilometri per tutta la Sicilia, si chiama Angelo Lavia, è una persona eccezionale che fa sì che tutte le persone abbiano le risposte adeguate. Anche una sola persona alla quale noi rispondiamo per noi è un successo. Quindi Purtroppo c'è qualche problema tecnico, infatti si è bloccato il... Dottoressa Russo, quali sono invece i timori di chi poi insomma, si trova nella situazione di dover affrontare un iter anche terapeutico? I timori sono tanti, diciamo, innanzitutto il timore fondamentale è il cambiamento di status, secondo me, dal percepirsi sano al percepirsi in qualche maniera malato e quindi il pensiero che dal momento della comunicazione della diagnosi si abbia un netto cambiamento della propria vita. Non si possano più fare le cose di sempre, si ha paura chiaramente degli effetti collaterali, ma anche dei rischi a lungo termine, si ha paura spesso dell'impossibilità, non so, di poter proseguire il proprio lavoro o poter avere dei figli, insomma si ha, Certo, insomma, secondo me in una sola paura si ha fondamentalmente paura del futuro, in certo, una sola parola, assolutamente. si ha paura del proprio futuro, perché comunque, allora, la sclerosi multipla cioè la parola, diciamo, sclerosi multipla ha, è inutile girarci intorno, ha comunque un importante peso Certo, assolutamente. perché porta con sé un'immagine, porta con sé diciamo, una raffigurazione in qualche maniera della malattia. E A questo quindi, proposito diciamo, è arrivato un interessante messaggio, ci dice una nostra telespettatrice: se si è figli di una madre con sclerosi multipla e si ha una figlia con sclerosi multipla, c'è il rischio che pure il figlio maschio potrebbe sviluppare la patologia negli anni ed esistono controlli preventivi da poter effettuare. allora, questa è una domanda molto frequente. In realtà la sclerosi multipla non è una malattia ereditaria nel senso stretto del termine. Si può ereditare la predisposizione ad alcune patologie disimmuni. Ora, in realtà non è una malattia per la quale esiste una prevenzione, cioè non ha senso fare, non so, una risonanza ogni 6 mesi a chi non è affetto, o così come non ha senso fare i potenziali se non si hanno sintomi. Chiaro è che bisogna, diciamo, stare abbastanza vigili ed attenti su questa, un po' come su tutte le patologie autoimmuni, perché il ragazzo in realtà potrebbe aver ereditato la medesima predisposizione, per cui potrebbe in realtà sviluppare anche un'altra qualunque malattia disimmune, ma onestamente io consiglierei a questa signora, diciamo, di in questa fase non preoccuparsi. Se chiaramente dovessero presentarsi dei disturbi costanti che gli arrechino preoccupazione, ecco, allora in quel caso è bene fare in maniera diciamo tempestiva tutti i controlli del caso, ma Certo. non c'è una legge genetica ereditaria per la quale se una figlia è affetta debba essere affetto il figlio maschio, così come esiste per le patologie trasmesse geneticamente, non so, del 25% piuttosto che del 50%, o non è X-linked né diciamo non è né autosomica dominante o recessiva, cioè non è questo tipo di patologia. Perfetto, chiarissimo, grazie. Invece, Deborah Chillemi, abbiamo purtroppo pochissimi minuti prima di chiudere, però
volevo dare a lei la possibilità di mandare un messaggio a chi volesse informarsi di più, volesse anche così avvicinarsi alla vostra associazione, perché lei l'ha sottolineato più volte, il fatto di stare in contatto, di parlare, di sentirsi non abbandonati, non, come diceva il nostro telespettatore, carne da macello, insomma di avere anche una presenza, una vicinanza è importantissimo in qualsiasi, diciamo, fase della propria vita, soprattutto quando non si sta proprio bene. Esattamente, in qualsiasi momento, voglio dire, siamo raggiungibili in qualsiasi momento, anche, appunto, scusate se è caduta la linea prima, No, prego. cioè, per esempio, no? Ci sono molte donne che sono su questa decisione da prendere. Ecco, noi abbiamo appunto anche dei gruppi di supporto, abbiamo supporto psicologico all'interno delle nostre sezioni, quindi io invito fermamente le persone a contattare l'AISM, l'Associazione Italiana un'associazione in Italia che risponde ai bisogni delle persone con sclerosi multipla, non dimenticando l'importanza del 5 per 1000, perché vorrei segnalare che se è vero che dallo scorso, cioè grazie al 5 per 1000 del 2025 abbiamo incrementato di 6.400 firme, 1.235.000 euro in più, quindi siamo a 8.600.000 euro, che sembrano tanti, però sono stati finanziati solo 25 progetti su 96 ritenuti come eccellenti. Questo sta a significare che la ricerca è di tutti, che è futuro e che noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi Benissimo. tipo di Infatti, necessità. insomma, bisogna andare avanti perché appunto grazie anche alla ricerca, al sostegno che si può dare alla ricerca, si può anche affrontare in modo più efficace, anche garantire qualità di vita, standard di vita sempre migliori a tutti. Grazie a Deborah Chillemi, grazie a Margherita Russo, speriamo di poter continuare a parlare appunto di sclerosi multipla, lo faremo in altre occasioni, grazie anche a chi ci ha ascoltato.